tema della logistica permette di abbattere i costi, di utilizzare al meglio le risorse. La logistica, l'organizzazione dei trasporti, rimane uno dei talloni d'Achille del nostro territorio, dove non a caso si dice che le aziende funzionano finché non escono dal proprio cancello. Un limite che però potrebbe trasformarsi in possibilità di sviluppo proprio perché finora non ha ancora espresso le sue potenzialità. Il trasporto su rotaia, ad esempio, è un settore che nell'area aeroportuale veneziana sta guadagnando terreno rispetto a quello su gomma. Sicuramente c'è una domanda in forte crescita, abbiamo più 20%, che sembra tanto di per sé, è poco nel rapporto gomma-treno, e quindi questa domanda rincorre delle nuove professionalità. Insomma, nuovi posti di lavoro come macchinisti e tecnici della mobilità ferroviaria, ma ad alto livello professionale, come quelli usciti da un accordo tra il MIUR e la Regione Veneto. I 23 ragazzi già selezionati hanno già tutti un posto di lavoro e addirittura il fabbisogno in prospettiva di Federcargo, che è la federazione nazionale, di 200 posti di lavoro nei prossimi anni. Di mobilità ferroviaria come alternativa al trasporto su gomma si discute da parecchio in Italia. I segnali che in questo caso possa cambiare qualcosa ci sono. Del Rio ha dato una sterzata dando la possibilità di allungare i treni. Allungare i treni vuol dire di fatto ridurre l'impatto del costo singolo carro merce, essere competitivi.